È un momento non facile, abbiamo avuto un 2025 per i primi 6 mesi decisamente interessante, poi nel secondo semestre dell'anno, da agosto in poi, le cose sono cambiate radicalmente. Anche oggi il momento per il latte è un momento particolarmente complesso. Di nuovo sta arrivando dal nord Europa una disponibilità importante di materia prima a prezzi molto bassi che condiziona anche il nostro mercato. Naturalmente il nostro settore zootecnico riesce a contenere questa situazione, a limitare gli effetti negativi di questa situazione grazie alle DOP e particolarmente al grana padano, però sappiamo che questo vale per una parte del nostro latte, quindi resta comunque una situazione di grandissima delicatezza. Questo è un po' quello che si propongono manifestazioni di questo genere, cioè cercare di capire quali possono essere le prospettive, gli sviluppi, gli indirizzi. Devo dire che in questo momento sarà secondo me particolarmente difficile fare un'analisi di questo genere perché ci troviamo di fronte ad una situazione così molto delicata, ma la cosa ancora più stupefacente è stata la rapidità con la quale il mercato ha cambiato segno, perché siamo passati, ripeto, da un primo semestre decisamente interessanti con quotazioni molto buone ad una seconda parte dell'anno con un vero e proprio tracollo. Quindi di fronte a dei cambiamenti così repentini pensare ad una programmazione, prospettive, visioni che vadano molto avanti nel tempo è complesso.